morte di Giuliano De Seta, stamane un vertice della CGIL indetto da Maurizio Landini, il sindacato pronto ad azioni di protesta assieme a CISL e UIL, va rivisto il sistema tra istituti scolastici e aziende. La scuola veneta è in lutto, in queste ore il cordoglio della dirigente scolastica regionale Carmela Palumbo. A Roma flash mob della rete studenti davanti al Ministero dell'Istruzione per chiedere lo stop dell'alternanza a scuola-lavoro. Ci è già sconvolta per la morte del 18enne, il papà di Giuliano. Il mio mondo è finito. Il dolore del sindaco e dei concittadini, il ricordo della preside, voleva fare l'ingegnere, ci mobiliteremo per lui. Si è presentata al lavoro completamente ubriaca, invece di pulire la casa una colf romena di 37 anni l'ha distrutta costringendo gli agenti della polizia a immobilizzarla con il taser. È successo a Padova. Dopo 2 anni di stop causa Covid, domani torna il raduno della Lega a Pontida. Il Carroccio tenta di ritrovare l'unità ma numeri dimezzati rispetto all'edizione 2019. Dalle Dolomiti all'altopiano di Asiago il ritorno della neve sulle montagne venete, fiocchi anche sulla Marmolada, ma i gestori degli impianti di risalita avvertono con i rincari alle stelle molti non apriranno. Singolare intervento di recupero della polizia provinciale a Belluno. Un falco pellegrino è piombato in piazza per catturare un piccione. Buonasera, ben ritrovati, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Questa sera partiamo naturalmente, lo avete sentito dai titoli, dalla morte dello studente 18enne in un'azienda di Noventa di Piave. CGIL, CISL e UIL sono pronte alla mobilitazione, allo studio azioni concrete per rilanciare la sicurezza sul lavoro, manifestazioni studentesche di protesta a Roma e a Mestre. Maurizio Landini ha convocato una riunione d'urgenza a livello nazionale perché questo tema, che già era all'ordine del giorno in maniera forte delle nostre attività, lo è diventato ancora di più. La mattina dopo l'incidente costato la vita a Giuliano De Seta durante uno stage scolastico in un'azienda di Noventa di Piave, la CGIL nazionale ha convocato d'urgenza un vertice per decidere una presa di posizione forte che dopo un confronto con CISL e UIL dovrebbe sfociare già nei prossimi giorni in un'azione di protesta concreta. In queste ore il rapporto sulla morte dello studente 18enne stilato dai carabinieri di San Donà di Piave e dai tecnici dello Spisal sta per essere trasmesso alla Procura di Venezia. L'area dell'incidente rimane sotto sequestro, mentre gli inquirenti stanno svolgendo ulteriori accertamenti e ascoltando i dipendenti presenti in azienda al momento della tragedia. Noi abbiamo bisogno di qualificare le aziende in cui i ragazzi vanno a fare alternanza scuola-lavoro. Dobbiamo qualificarle e certificare la qualità di queste imprese e della salute e sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro. Dobbiamo farlo, dobbiamo anche lavorare sui tutor aziendali perché diano un supporto vero, e poi dobbiamo ricordare che l'alternanza non è lavoro. I ragazzi non possono essere lasciati soli a lavorare su macchinari, a lavorare con dei materiali pericolosi. La scuola veneta è in lutto, ha detto la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, e si stringe forte in un abbraccio con la mamma, il papà e il fratellino di Giuliano. Intanto in mattinata a Roma un centinaio di studenti ha partecipato indossando dei caschi da lavoro ad un flash mob di protesta indetto dalla rete degli studenti medi davanti al Ministero dell'Istruzione. Pensavamo che le morti di Lorenzo Parelli e di Giuseppe Lenocci fossero sufficienti a riaprire una discussione seria sulla sicurezza e sul rapporto tra scuola e lavoro, hanno affermato. Così non è stato. Un'azione di protesta analoga si è svolta anche a Mestre, all'incrocio tra via Sansovino e via Forte Marghera, davanti all'ufficio scolastico regionale, organizzata dal Fronte della Gioventù Comunista e dagli studenti delle superiori. Dobbiamo capire quali iniziative per far tornare questo tema all'ordine del giorno. Io credo che non sia sufficiente il comunicato, la denuncia, dobbiamo confrontarci e fare azioni concrete per cambiare le cose. Stiamo ragionando, appunto con CISL e UIL ci confronteremo nei prossimi giorni, sicuramente ci saranno anche azioni di protesta. Nel prossimo servizio riviviamo i drammatici momenti dell'incidente costato la vita a Giuliano. Papà ha detto che il suo mondo è finito. Papà Enzo e mamma Antonella si sorreggono l'un l'altro davanti ai cancelli dell'azienda di Via Volta, ma il peso da accettare è troppo. Non si può concepire una disperazione così forte. Giuliano De Seta non c'è più, travolto da una lastra di metallo di 2 tonnellate. Giuliano che amava la vita, Giuliano che voleva prendere la patente, Giuliano che frequentava il 5° anno all'ITIS Da Vinci di Portogruaro e ai 18 anni appena compiuti cercava già il suo futuro lavorativo.
Quinto giorno di stage alla BC Service di Noventa di Piave, impresa che si occupa di manutenzione e lucidatura stampi e che qualche anno fa aveva sede nel Trevigiano prima di trasferirsi in Veneto Orientale. Poco dopo le 17, quel rumore e quelle urla. Giuliano si trova da solo in un'area dell'azienda quando la lastra, per cause tutte da accertare, gli cade addosso durante un'operazione di spostamento della pesante struttura, scivolata da un cavalletto. 2 tonnellate sulle gambe, le grida strazianti, l'allarme, i soccorsi del SUEM, ma il 18enne spira poco dopo. Carabinieri, Spisal, Vigili del Fuoco, il via vai del dramma. Poi mamma e papà sconvolti. Affidano a un avvocato, amico di famiglia, le prime parole per ricordare Giuliano. È un ragazzo amabile, amato da tutti, aveva un sacco di amici. La famiglia chiede che venga ricordato per come è sempre stato ricordato da tutti quanti, cioè come un bravo ragazzo, un ragazzo a cui tutti volevano bene. Tante risposte da accertare da parte degli inquirenti, dalle fasi dell'incidente alla presenza del ragazzo in quel momento durante un'operazione che poteva comportare rischi. Per ora resta una sola drammatica certezza che apre a una riflessione urgente. La scuola alternanza lavoro è come l'apprendistato che dovresti guardare il tuo collega che lavora, invece non è così. Quindi questa cosa la dobbiamo sicuramente cambiare tutti quanti insieme, perché oggi è capitato a questo, ma domani io ho una ragazza di 17 anni e una di 13, e voi siete sicuramente genitori anche voi. Non si può più andare avanti così. Qua non lo so che cosa è successo. So solo che un ragazzo di 18 anni non torna a casa. Questo non va bene. Giuliano De Seta come Lorenzo Parelli, l'altro 18enne stagista vittima del lavoro nel gennaio scorso in un'azienda di Lanuzzacco in Friuli. Volti di ragazzi tra le croci di un cimitero sempre più grande. L'industria 4.0 a che cosa serve se alla sera non arriviamo a casa? E sotto shock per la tragica scomparsa la comunità intera di Ceggia con il primo cittadino e quella dell'Istituto Da Vinci a Portogruaro, dove Giuliano frequentava il quinto anno. Ho incontrato la mamma e i familiari, il papà è occupato in questo momento per motivi burocratici. L'ho portato il cordoglio da parte dell'amministrazione, di tutti i cittadini, dei suoi amici, della comunità di Ceggia tutta. È un sindaco sotto shock, affranto dal dolore, quello che torna dallo straziante incontro con la famiglia di Giuliano De Seta. Sta imparando a muoversi nel mondo del lavoro tramite la scuola, quindi è una cosa che ci lascia perplessi e ci fa anche pensare, insomma, su questi meccanismi. Giuliano era iscritto al quinto anno presso l'Istituto Tecnico Da Vinci di Portogruaro, indirizzo elettronica. Il suo sogno nel cassetto era diventare ingegnere, racconta, raggiunta al telefono, il dirigente scolastico Anna Maria Zago. Aveva grandi progetti, appassionato di tecnica, di quello che stava studiando. Come possiamo, c'è che parole, non ci sono parole se non esprimere proprio la nostra vicinanza alla famiglia e il dolore di tutta la scuola, la vicinanza ai compagni di classe. Oggi serrande abbassate nella casa di Via Bosco, qui a Ceggia, dove Giuliano era nato e viveva con il fratello più piccolo, mamma Antonella e papà Enzo. Famiglia che chiede alla stampa di rispettare questo incommensurabile dolore. Famiglia che dopo un anno di travaglio si era appena ripresa da un altro dramma, quello di un gravissimo incidente stradale cui Giuliano era scampato prendendo un volo aereo. Gli staremo vicini come comunità e cercheremo di guardare il futuro nel ricordo di Giuliano. Questo posso dire che la comunità di Ceggia sarà vicina alla famiglia come lo è l'amministrazione, come siamo tutti, come i suoi amici. E mentre anche il sindaco di Ceggia torna a chiedere una modifica del progetto PCTO con cui gli studenti si affacciano al mondo del lavoro. L'ambiente industriale è un ambiente potenzialmente pericoloso, i rischi ci sono sempre dietro l'angolo, quindi il controllo dovrà essere magari potenziato. A Portogruaro il Da Vinci si sta già mobilitando nel ricordo di Giuliano. I rappresentanti degli studenti mi hanno chiesto che vorrebbero organizzare anche poi delle iniziative proprio in memoria, iniziative che insomma condivideremo, sentiremo anche insomma il desiderio della famiglia. Sulla tragedia del 18enne di Ceggia è intervenuto anche Matteo Renzi ieri a Mestre in tour elettorale. È una cosa allucinante, non si può
morire in questo modo, vale per gli infortuni sul lavoro e vale in questo caso per gli infortuni in questi percorsi dell'istituto tecnico che stava facendo, dopodiché non è alternanza scuola-lavoro, ma cambia poco perché è comunque un ragazzo di 18 anni che è morto. Pensate alla sua famiglia, pensate ai suoi compagni di classe, è una cosa assurda, feroce che non può venire. Così sulla morte di Giuliano De Seta anche Matteo Renzi ieri sera a Mestre al Candiani in tour elettorale, città questa che si ritrova a fare i conti con la questione sicurezza, ha detto nell'incontro con i giornalisti. Il tema della sicurezza è un tema reale un po' in tutto il paese, credo però che sia importante affermarlo non soltanto in una logica di ideologia. Non si reprime la criminalità su Twitter o su Instagram, ma attraverso una dura azione di repressione laddove è necessario e contemporaneamente con una grande azione educativa. Un grande leader europeo diceva: duri con il crimine, duri con le cause del crimine. Ecco, bisogna essere capaci di tutte e due. Draghi non disponibile a un secondo mandato? Certamente non può simbolicamente autoepurarsi in dichiarazione con la stampa, spiega. Cosa vi aspettavate che dicesse Draghi? Sì, sono in campagna elettorale. Vi ricordo che quando abbiamo fatto l'operazione di mandare a casa Conte e portare Draghi, tutti dicevano che Draghi non era disponibile. La risposta si dà al Presidente della Repubblica, non ai giornalisti in sala stampa. La flat tax, una bufala, dice. La vera domanda è: la flat tax con che soldi la fa Salvini? Con quelli del Monopoli? Perché i dati dicono chiaramente che costerebbe un centinaio di miliardi. Noi abbiamo l'inflazione, il caro bollette, il caro energia. Ci mettiamo anche a inventare proposte mirabolanti. Infine le indicazioni sul terzo polo. Se voi siete persone che avete votato destra, magari perché condividevate Zaia o la linea di Forza Italia del passato, non potete votare per la fiamma della Meloni o per questa Lega con Salvini. Se voi siete di sinistra, credevate nel progetto di un partito riformista, non potete più votare il PD che sposa il reddito di cittadinanza. Per questo mondo c'è soltanto una possibilità: votare con Calenda Azione Italia Viva. Continuiamo con la politica. Dopo 2 anni di stop causa Covid, domani torna il raduno della Lega a Pontida con numeri ridotti rispetto all'edizione 2019. Domani Pontida sarà un ritornare ai valori della Lega, sarà una Pontida di ripartenza. Dopo 2 anni di stop a causa delle restrizioni legate al Covid, domani il Prato di Pontida tornerà a fare da sfondo allo storico raduno della Lega. Un appuntamento a ridosso del voto del 25 settembre che per molti potrebbe essere il termometro che misurerà lo stato di salute del partito di Salvini. Siamo sotto attacco nel senso che tutti ce l'hanno con la Lega. Che sarà un'edizione diversa rispetto all'ultima del 2019, lo dicono anche i numeri della vigilia. Se allora dal Veneto furono un centinaio i pullman in viaggio verso il piccolo comune della Bergamasca, quest'anno se ne contano circa la metà. Si punta sulle adesioni dell'ultimo minuto e su chi arriverà con mezzi propri. Certo è che gli occhi di molti saranno puntati su quel prato, con l'incognita maltempo a pesare sull'evento. Il meteo ci darà qualche problema, ma secondo me il prato sarà pieno. La risposta dei militanti e dei nostri elettori sarà importante. Per l'onorevole Paolini l'edizione di Pontida di quest'anno segna uno spartiacque tra gli anni passati e il futuro. La fine del Covid, la fine, mi auguro, di questa stagione dei governi tecnici che ha prodotto tanti disastri. Serve un governo politico che affronti i problemi, che prenda delle decisioni e se ne assuma le responsabilità. Un nuovo governo che dovrà affrontare importanti sfide, una su tutte quella del caro energia, alla quale ieri il governo Draghi ha dato una nuova risposta nel decreto aiuti ter, per Paolini però insufficiente. Bisogna intervenire, a mio avviso il governo dovrà farlo, probabilmente ancora questo governo prima dell'insediamento del nuovo governo dovrà intervenire, perché la situazione è drammatica, cioè i costi faranno chiudere le aziende e metteranno sul lastrico le famiglie.
Quindi 150 euro sono una misura veramente, vorrei definirla ridicola. Intanto la CGIA di Mestre in uno studio quantifica in 35 miliardi di euro l'investimento in termini di sostegni che il prossimo esecutivo dovrebbe mettere in campo per aziende e famiglie. Per quello noi chiedevamo lo scostamento di bilancio, cioè noi siamo in un'economia di guerra e dobbiamo affrontare la situazione restando nell'economia di guerra, cioè prendendo dei provvedimenti che creeranno nuovo debito ma che ci permetteranno di rimanere vivi. Autonomia sganciata dal presidenzialismo e riforma del reddito di cittadinanza a favore dell'inserimento lavorativo dei più giovani. Sono queste le priorità di Coraggio Italia. Luigi Brugnaro era ieri sera a Treviso. Punto a comunicare ai veneti che è importante che questa volta votino bene, votino noi moderati, siamo una delle 4 forze del centrodestra, vinceremo le elezioni, il centrodestra vincerà. È importante che i veneti stavolta contino a Roma perché ci hanno imbrogliato troppe volte, cioè noi votiamo in fiducia, abbiamo chiesto l'autonomia, sono 5 anni che l'aspettiamo, non arriva. Per Luigi Brugnaro quella dell'autonomia resta la madre di tutte le battaglie, anche per questo non va subordinata ad altre riforme istituzionali come quella del presidenzialismo. Il messaggio agli alleati, soprattutto a Fratelli d'Italia, è chiaro. Adesso qualcuno pensa che dobbiamo mettere al paio del presidenzialismo. Io sono d'accordo sul sindaco d'Italia, però lì ci vuole una riforma costituzionale. Invece l'autonomia è un passaggio che è molto più avanti, più del 90% di veneti la vogliono, per cui noi moderati punterà tantissimo sulla difesa degli interessi del Veneto. Concetto che il sindaco di Venezia e presidente di Coraggio Italia, forza che per la prima volta si presenta alle politiche, ha ribadito a Treviso a margine della presentazione del libro intervista Ci giudicheranno i bambini. Proprio le nuove generazioni sono il cruccio di Brugnaro, a loro dovrà essere destinata buona parte delle risorse ora previste per il reddito di cittadinanza. Lo dico ai ragazzi che lo prendono il reddito di cittadinanza, vi stanno dando la droga, vi stanno facendo uscire dal mercato del lavoro. Oggi costa 10 miliardi il reddito di cittadinanza, 3 lasciamoli proprio per questa gamba della solidarietà che abbiamo sempre detto che era giusta. Gli altri 7 miliardi invece che avanzano, diamoli ai giovani, li diamo a tutti i giovani sotto i 30 anni, che si mettono in proprio, che facciano i professionisti o gli imprenditori, gli facciamo tasse zero, le paga lo Stato con quei 7 miliardi. Ai ragazzi che hanno un lavoro dipendente sotto i 30 anni, i contributi li paga lo Stato con quei 7 miliardi, e quei contributi li lasciamo nella loro busta paga perché gli aumentiamo il reddito. Inevitabile a questo punto l'appello proprio ai più giovani. I ragazzi che non vogliono andare a votare, dico, ragazzi, bisogna andare a votare perché è la nostra libertà, la nostra democrazia. Ora ci fermiamo per un brevissimo break, ma ritorniamo tra poco con altre notizie dal Veneto e dalle varie province. Di nuovo in diretta, edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca ora. Agli agenti della polizia di Padova ci è voluto il taser, la pistola elettrica che stordisce i malviventi per placare una colf ubriaca che stava sfasciando la casa dove lavorava in centro città. La richiesta di aiuto è partita dalla zona di Piazza Mazzini, in centro storico. Un uomo ha detto al 113 che una donna stava distruggendo l'interno della sua abitazione. Nell'appartamento gli agenti hanno incontrato una cittadina rumena di 37 anni in preda ai fumi dell'alcol ed in evidente stato di forte agitazione. L'uomo ha detto agli agenti di averla conosciuta qualche giorno prima in un bar e di averla fatta poi entrare in casa sua come collaboratrice domestica. Sul pavimento c'erano cocci di vetro di bottiglie di birra e vino mandate in frantumi. La donna, nonostante la presenza della polizia, si è messa a brandire la gamba in legno di un tavolo o di una sedia e a farla volteggiare verso gli operatori appena questi tentavano di avvicinarsi, costringendoli ad arretrare per non essere colpiti. Non volendo sentire ragioni, i poliziotti hanno tentato di fermarla con lo spray al peperoncino, nella speranza che gettasse l'arma. Una mossa che non ha dato gli effetti desiderati, anzi la giovane ha continuato a roteare alla cieca il bastone. Così gli agenti sono passati alla pistola taser. Resa inoffensiva, la 37enne è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale.
Cambiamo tema, prima neve sulle Dolomiti a partire dalla Marmolada. Il calo delle temperature e le perturbazioni che si stanno susseguendo in queste ore hanno provocato la comparsa dei primi fiocchi. La quota neve è scesa fino sui 2000 metri, a tratti anche a quote inferiori. Secondo le rilevazioni dell'ARPA la neve è mediamente di 3 centimetri e solo oltre i 2500 metri come a Cima Pradazzo, sopra Falcade, a Ravalles, sopra Cortina supera i 10 centimetri. Sottili strati si sono formati sul Falzarego, San Pellegrino, Fedaia e Pordoi, ma non ci sono stati problemi alla viabilità. L'estate cede dunque il passo all'autunno e siamo sull'altopiano di Asiago, anche qui cadono i primi fiocchi. L'estate che sembrava non voler finire mai ha fatto le valigie, lasciando frettolosamente il posto all'autunno. In altopiano si è vista già la prima neve con un crollo delle temperature che ha portato la colonnina di mercurio attorno ai 6 gradi in molte località del comprensorio. I fiocchi sono scesi invece sui rilievi più alti e già in mattinata i gestori della Malga Larici di Sotto hanno pubblicato sui loro social le foto del portule ammantato di bianco. La neve è arrivata anche sul Verena, pur senza riuscire a creare un manto candido, ma sono chiari segnali che l'ondata di caldo e siccità che ha attanagliato per lungo tempo l'altopiano di 7 comuni potrebbe essere davvero finita. L'arrivo del maltempo e l'abbassamento delle temperature potrebbe inoltre scombinare i piani di molte malghe, dato che più di qualcuno aveva deciso di rimanere in alpeggio fino alla prima o alla seconda settimana di ottobre per approfittare della qualità dell'erba ancora presente in altura. Ora però tutto è cambiato e la stagione delle malghe potrebbe finire anzitempo per lasciare il passo all'autunno con i suoi colori, il suo foliage e il suo indotto turistico molto importante per tutto il territorio. E a proposito della neve caduta sulle montagne bellunesi, dall'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari fanno sapere che purtroppo con i rincari gli impianti più piccoli potrebbero decidere di non riaprire. Per affrontare il caro bollette credo che quest'anno la cosa migliore sarebbe veramente una bella nevicata nel mese di novembre che ci metterebbe al sicuro dal dover fare tanta neve, perché questo sarà il problema del prossimo inverno. Ormai il costo dell'energia è fuori controllo e per far neve purtroppo ci vuole tanta energia. Guardi, io le faccio un esempio concreto fatto sulla mia azienda: 12.000 euro di bolletta nel luglio del 2021 sono diventati 36 nel luglio 2022. Il preventivo che abbiamo fatto è che un'azienda che oggi spende 300-400 mila euro di energia domani ne va a spendere sul 1,2 milioni. Questo rischia di essere un problema per le stazioni più piccole che veramente non avranno l'economicità sufficiente per aprire. L'impegno del prossimo inverno non è solo altissimo, tengo anche a dire che non va a riflettersi sul prezzo degli ski pass, perché saremmo fuori mercato se lo facessimo. L'aumento degli ski pass assorbirà, diciamo, l'inflazione e neanche del tutto, perché abbiamo aumenti che si situano tra il 5 e il 10-12%, ma certamente non il prezzo dell'energia, che è aumentato in una percentuale che va dal 300 al 500%. Chiudiamo con una notizia del recupero di un rapace in Piazza dei Martiri a Belluno da parte della Polizia Provinciale. Gli agenti sono stati chiamati perché un falco pellegrino aveva appena predato un piccione di città e lo stava consumando proprio sull'Iston, tra gli sguardi curiosi dei passanti in una giornata di mercato. Eccolo qua, vedete le immagini. Gli agenti lo hanno catturato servendosi solamente di un paio di guanti. L'animale aveva un atteggiamento particolarmente confidente, non presentava ferite o anelli che potesse far pensare a un esemplare addomesticato. È stato portato in ambiente rurale per permettergli di finire comunque la predazione e una volta completato il pasto il falco ha ripreso da solo il volo. È tutto dunque con questa notizia, noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, tra poco le previsioni del tempo, arrivederci. Benvenuti al Meteo.
Pressione atmosferica in rapido aumento, dunque bel tempo, assaggio d'autunno però con clima fresco. Il dettaglio di domenica 18 settembre. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a parte locali addensamenti più probabili in montagna, in particolare sulle Dolomiti, ma in genere senza precipitazioni. Temperature minime in calo, comprese tra 6 e 11 gradi, massime in lieve aumento invece tra i 22 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, su pianura e costa cielo sereno con venti di brezza, sui monti nuvolosità variabile ma senza piogge. Temperature minime tra 8 e 14 gradi, massime sui 20-21 gradi. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo ben poche novità. La domenica inizierà con qualche annuvolamento, ma con il passare delle ore il sole sarà via via più presente. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime infine sui 22 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.